Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata e buona domenica, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali, molte le notizie e gli approfondimenti di questa prima edizione. Staremo insieme come sempre fino alle 13:30, ma cominciamo subito parlando del servizio che abbiamo mandato in onda sulla polveriera di Volpago del Montello e che sta facendo davvero nascere un caso che fa discutere. Polveriera che è stata saccheggiata dai ladri, e tra i primi a prendere posizione il consigliere regionale di Europa Verde Andrea Zanoni, sbalordito dalle immagini che ne descrivono la devastazione, minaccia ora un esposto alla Corte dei Conti. Sentiamo. E il sindaco non può stare tanto tranquillo di fronte a questi fatti. Sono beni che hanno anche dei costi e la Corte dei Conti potrebbe averne anche qualcosa da dire. Minaccia un esposto per danno erariale il consigliere regionale Andrea Zanoni. È una delle reazioni al servizio di Antenna 3 sui furti e le devastazioni all'ex polveriera di Volpago del Montello. Ed è proprio al sindaco Paolo Guizzo che Zanoni si rivolge con queste considerazioni. Perché di fronte a un passaggio di consegne, tra virgolette una eredità che ti arriva dal demanio, che ti arriva dal Ministero della Difesa, ti arriva a te comune, non è che sei a posto. Nel momento in cui è tua, è anche responsabilità tua preservare quei beni. Per questo già da lunedì il consigliere raccoglierà altre informazioni sul caso che gli sta particolarmente a cuore, considerando che da parlamentare europeo fu il primo civile ad entrare in polveriera qualche tempo prima della cessione dal demanio militare al comune di Volpago. Mi ricordavo degli edifici ancora utilizzati, dei servizi, c'era la cucina, c'erano le camere, c'erano diversi locali. Adesso pare proprio che sia tutto in degrado, saccheggiato tra l'altro da come avete illustrato nel vostro servizio. Che ci siano stati camion che andavano su e giù, squadre di persone che sono andate nei tetti a smontare le gabbie anti-fulmine di rame, le cucine eccetera, vuol dire che c'è stata un'organizzazione, vuol dire che c'è stata una evidente omissione di controllo, e quindi io sarei anche preoccupato perché un esposto alla Corte dei Conti potrebbe mettere veramente in difficoltà il sindaco e quell'amministrazione. Pensa di farlo? Adesso valuteremo. Per Zanoni il primo intervento da fare è mettere in sicurezza tutta l'area. Io credo che serva sicuramente trovare una soluzione prima di tutto sulla vigilanza. È un bene del comune molto importante, ci sono dei valori da tutelare e un bene pubblico non può essere lasciato alla mercé dei primi delinquenti che entrano e che si rubano, si portano via tutto. Consigliere invece scettico sulla proposta di coinvolgimento dell'esercito per la sicurezza, mentre punta sulla regione per salvare e bonificare l'ex polveriera, dove sono presenti tra l'altro oltre un'ottantina di tetti in amianto. Che valutazioni sono state fatte all'epoca, quando a tutti i costi si voleva entrare in possesso di quest'area? Perché è un dato di fatto, l'amianto nei tetti non ci può stare, deve essere bonificato, e la bonifica di tutto quel complesso è una bonifica che potrebbe arrivare addirittura a quasi €1 milione, il che è un problema che va risolto. Quindi investirò del problema la regione, farò un'interrogazione nel giro di pochi giorni perché anche l'amministrazione regionale veda di occuparsi di quest'area e trovare delle giuste soluzioni. Andiamo ora al Lido di Venezia, dove ieri sera in tanti hanno partecipato alla fiaccolata per Alberto Trentini, per il cooperante 45enne che si trova detenuto da metà novembre in Venezuela. Sono stati davvero in tanti a partecipare all'iniziativa voluta dai familiari e dagli amici del giovane. Le fiaccole hanno acceso il piazzale della chiesa di Sant'Antonio al Lido, ma per tutti i dettagli ci colleghiamo con il Lido di Venezia, dove c'è il nostro Lorenzo Maier. A te Lorenzo, buongiorno. Buongiorno Marta, buona domenica e buona giornata a te e ai nostri telespettatori di Antenna 3. Sì, ieri sera è stata una serata molto significativa, simbolica. Oltre 300 persone hanno partecipato a questa
fiaccolata pacifica per accendere i riflettori sulla vicenda di Alberto Trentini. 300 persone possono sembrare un numero normale, in realtà per essere il Lido di Venezia, per essere sera di una giornata prefestiva, il numero è stato molto significativo. C'era tutta la comunità, tutta la parrocchia dove risiedono i genitori di Alberto, ma attraverso alcune testimonianze che sono state fatte da alcuni video sono intervenuti anche i colleghi e gli amici di Alberto Trentini da ogni parte del mondo, dai 3 continenti che lui da 20 anni sta servendo come cooperatore, per cui c'è stata una partecipazione sia locale sia anche internazionale che si è aperta al mondo. Erano presenti i genitori di Alberto che erano molto commossi, molto anche turbati, sofferenti, possiamo dire, visto che, come giustamente ricordavi da studio, dal 15 novembre non hanno più avuto alcuna notizia dal figlio, delle condizioni del figlio, non sono riusciti a mettersi più in contatto con lui. Non hanno voluto in questo momento parlare, anche perché c'è una trattativa che è molto delicata. Hanno però ringraziato tutti i presenti con un commovente messaggio che è stato letto da una delle zie di Alberto, la sorella della mamma. C'è stata veramente una partecipazione importante di persone, ci saranno anche altre iniziative nelle prossime settimane, sempre attendendo una svolta nelle trattative che possa essere positiva. Tra le proposte che sono state lanciate è quella che dopo il Comune di Bologna lo striscione che chiede la liberazione per Alberto Trentini possa essere messo anche in altri comuni, a partire ovviamente da quello dal Comune di Venezia. Una serata significativa che gli organizzatori hanno definito come un ripristino della verità, nel senso che sono state fatte diverse testimonianze che hanno raccontato di chi è Alberto, della sua carriera anche come cooperatore, del suo servizio ai più deboli, testimonianze che hanno voluto con garbo ma anche smontare ogni ipotesi, ogni voce di possibile arresto con l'accusa di terrorismo che tutti hanno smontato, appunto raccontando del suo carattere buono, della sua sensibilità, della sua scrupolosità nel seguire e servire questi progetti umanitari. Ricordiamo per ultimo, Marta, che Alberto ha anche dei problemi di salute, deve assumere quotidianamente dei farmaci, per cui la preoccupazione, possiamo dire, è maggiore anche per questi aspetti. Sono filtrate indicazioni e indiscrezioni positive sul fatto che Alberto, pur in carcere, sarebbe in condizioni di salute abbastanza buone, quindi questo apre la speranza, ma tutti hanno ricordato anche che la trattativa con il Venezuela è molto difficile e complicata, e quindi che non bisogna abbassare la guardia e bisogna anche essere molto misurati nelle parole per fare in modo che tutto possa risolversi il più presto possibile. Se sei d'accordo, Marta, farei ascoltare le interviste che abbiamo realizzato ieri sera insieme al nostro operatore Tommaso Migot, e se non hai domande ti restituisco la linea. Sì, grazie Lorenzo. Questa sentiamo allora serata è le stata interviste. molto importante, in primis per Alberto e per la sua famiglia, e anche per noi amici e per l'associazione Articolo 21, cioè coloro che stanno più di tutti sperando nel rientro di Alberto il prima possibile. Questa serata, una grande partecipazione, un segno di speranza? Sì, ci ha commosso questa partecipazione della comunità del Lido, e abbiamo cercato di dare una descrizione di Alberto per quello che è davvero, ovvero una persona per bene, un caro amico, un amico insostituibile, leale, sincero e un professionista
che dedica la sua vita per le persone più fragili con risolutezza e professionalità. Una speranza perché un'intera comunità si è riunita per chiedere il ritorno di Alberto Trentini. E io mi auguro che il prossimo passaggio possa essere un'altra riunione, prestissimo, su questa stessa piazza, per abbracciare Alberto Trentini e i suoi familiari. Ha detto questa serata ci restituisce chi è Alberto davvero. Sì, perché ho sentito ogni tanto delle parole di troppo, persino ho sentito parlare di un'accusa per il terrorismo. Bisogna sapere che in quei paesi l'accusa di terrorismo si spreca anche se porti le coperte a uno degli ultimi, anche Cecilia Sala fu accusata delle stesse cose. È venuto fuori quello che tutti sapevano. Alberto Trentini si è occupato della vita degli altri, degli ultimi, dei bisognosi. Alberto Trentini ha incarnato le parole di Don Lorenzo Milani, siamo davanti a una chiesa, prendersi cura della vita degli altri. E ora tocca a noi prendersi cura di Alberto Trentini e far sì che possa tornare il prima possibile. Un applauso l'ha chiesto anche per la sua famiglia e i suoi genitori. Ci mancherebbe altro, sai, io mi occupo di molti di questi casi, Regeni, Rocchelli, Paciolla, insieme sempre all'avvocata Ballerini, e noi facciamo presto a parlare, ma la ferita è nel cuore dei genitori. Ho chiesto un applauso perché loro adesso tornano a casa, stanno a guardare il telefono e attendono l'unica notizia che interessa loro. Quando Alberto lascerà quella prigione dove si trova dal 15 novembre, sono passati troppi giorni, quindi è giusto stare vicini a loro anche nelle prossime ore. Con gioia siamo presenti come comunità cristiana perché la famiglia Trentina è una famiglia della nostra comunità, conosciamo molto bene i genitori e già Alberto ha vissuto ed è cresciuto in questa comunità perché la sua casa proprio è la casa che guarda l'oratorio e quindi il campetto è stato certamente calpestato molto tempo quando Alberto era ragazzo qui in questo quartiere di Sant'Antonio, ma poi in tutto il Lido, e siamo ben decisi di essere parte di questo gesto di solidarietà perché la comunità cristiana qui della parrocchia si è fatta subito vicina, soprattutto manifestando il più possibile la vicinanza nella preghiera alla famiglia che noi conosciamo molto bene, che partecipa ormai quasi quotidianamente alle nostre celebrazioni nelle quali ormai da più di un mese preghiamo in maniera instancabile proprio per la liberazione di Alberto e anche per la situazione in Venezuela. L'unica cosa in più che posso dire è di non abbassare la guardia, nessuno di noi, di tacere quando è il caso di tacere, ma di non voltare la testa dall'altra parte. Vedo una comunità grande, importante e stretta ai genitori e agli amici di Alberto, quindi basta, non c'è altro da dire, siamo tutti insieme e siamo forti. Torniamo in provincia di Treviso, andiamo a Revine dove c'è stato un pauroso incendio ieri pomeriggio che ha devastato un'abitazione ed intaccato 2 case limitrofe. Salva per miracolo la proprietaria di 64 anni rimasta ustionata e intossicata, e questo grazie anche all'intervento dei vicini di casa che l'hanno aiutata prima che potesse essere troppo tardi. Vediamo le immagini di quanto accaduto ieri pomeriggio. È venuta a chiamarmi qui a casa, che urlava, piangeva. Era andata in panico, ha cominciato a buttare acqua con dei vasetti, non capiva più niente in realtà. Però sì, ho cercato di tirarla via perché stava prendendo fuoco, aveva i capelli che fumavano, quindi sì. È stato provvidenziale l'intervento di Zeno Piol e della sua famiglia. Sono stati di fatto i vicini di casa a mettere in salvo la signora Maria, 64 anni, rimasta ustionata e intossicata nell'incendio divampato nella sua abitazione in via Bortoluzzi a Revine Lago. All'origine forse un tizzone fuoriuscito dal camino al piano terra. Sono circa le 2:30 del pomeriggio quando scatta l'allarme. Zeno entra subito in azione. Le fiamme sono già alte. La presenza di tanto legno, di fatto si tratta di un rustico, non aiuta. Ho cercato di salvare il salvabile. Ho preso la gomma dell'acqua e ho cercato di spegnere il fuoco, ma ormai si era propagato all'interno della casa, quindi sì.
in un batter d'occhio comunque ha preso fuoco tutto, e quindi sicuramente ho cercato di tamponare in maniera tale che non si propagasse nelle altre abitazioni, anche perché io abito qui a fianco, quindi sì. E ho cercato di tenere bagnato il legno, le scale che c'erano esterne. Sul posto arrivano i sanitari del SUEM 118 che portano la vittima all'ospedale di Conegliano. È intossicata e ha riportato ustioni alle mani, alle braccia e parzialmente anche sui capelli. Nel borgo arrivano squadre di vigili del fuoco praticamente da tutta la provincia, carabinieri e polizia locale. L'area viene transennata. Per tutto il pomeriggio i pompieri tengono monitorata la situazione. Intaccate sono anche 2 abitazioni attigue, una di una coppia francese attualmente disabitata, l'altra di un uomo del posto che probabilmente in via precauzionale rimarrà fuori per qualche ora. Sul posto il sindaco. Adesso io ho già recuperato il numero di cellulare della signora, aspetterò domani e domani mattina la chiamerò e cercherò anche di trovare un contatto con i familiari per capire, altrimenti ci mettiamo subito all'opera e qualcosa riusciremo sicuramente a trovare se dovesse essere necessario, ci mancherebbe. Andiamo ora a Vicenza, presidio in tribunale la notte in tenda delle mamme No Fass e delle associazioni ambientaliste che chiedono giustizia nella fase conclusiva del processo Miteni. Notte di protesta delle mamme No PFAS, associazioni ambientaliste e sindacati che da ieri hanno piazzato le tende davanti al Tribunale di Vicenza, dove il processo Miteni è alle battute finali. Che cosa vi ha portato a passare la notte? Noi crediamo nella giustizia e che vorremmo che fosse un esempio perché quello che è successo in Veneto non succeda mai più. Un esempio perché non si ripeta. Con questo spirito hanno voluto lanciare un segnale, un messaggio deciso alla vigilia della conclusione del processo, primo in Europa che sta andando a sentenza in tema di sversamenti PFAS, e così insieme alle realtà del territorio hanno fatto sentire la loro voce e le loro ragioni, presidiando per 24 ore il piazzale del Tribunale, tornando a chiedere sia fatta giustizia. Il messaggio è quello che noi chiediamo giustizia, siamo nella fase finale del processo, nella fase dove sarà emesso un giudizio e quindi noi vogliamo avere giustizia finalmente. Sul tema bonifica? Sul tema bonifica aspettiamo e la chiediamo ancora con forza perché bisogna eliminare alla base ciò che è l'inquinamento che continua a persistere purtroppo. Queste sostanze non devono essere nell'ambiente, devono essere tolte dal mercato e tolte dalla produzione. Non c'è un limite che ci possa preservare la salute di queste sostanze qua. È importante tenere alta l'attenzione perché sia tutti quanti, è un problema che è invisibile, però deve essere sentito da tutti quanti. Torniamo ora a parlare della tragedia del Natisone. Abbiamo ricostruito gli ultimi drammatici momenti di vita di Patrizia Bianca e Christian in quel tragico 31 maggio dello scorso anno, quando sono stati trascinati via dalla corrente. Vediamo. La classe siamo in viaggio tu? Ah, me lì pure. No, siamo in completo. Quelli che vedete sono gli ultimi istanti di vita di Patrizia Cormos, Bianca Doros e Christian Molnar, prima di essere travolti e uccisi dalla piena del Natisone il 31 maggio del 2024. Video finora mai mostrati, custoditi nell'iPhone di Patrizia, recuperato con la borsa ed altri effetti personali, perfettamente intatto e funzionante. Le indagini sui soccorsi sono chiuse, gli indagati sono 4, 3 vigili del fuoco e un infermiere della Sores. Dagli atti di indagine emergono i contenuti delle conversazioni tra la ragazza e i soccorritori. Per la prima volta siamo in grado di mostrare i passaggi più importanti delle chiamate con il 112 e i vigili del fuoco, ricostruiti con le voci dei nostri giornalisti. Pronto, siamo a Premariacco, siamo andati lì dove c'è un lago e siamo rimasti bloccati su una piccola isoletta perché si è allagato tutto. Un attimo che vedo se mi arriva la posizione. Eccola, via Ponte Romano, ok. Una strada bianca. Sì.
Le passo i vigili del fuoco. Sì, l'acqua sta crescendo, abbiamo un po' di paura. Mi ha detto vicino al lago, Premariacco, via Ponte Romano. È il Natisone, quello non è un lago. Ti ho messo il punto AML. Aspetta un attimo, non ce l'ho. Si sta alzando l'acqua e... Sì, passa pure. Pronto, siamo... Sono la persona che ha chiamato prima. Sì. L'acqua sta salendo tanto più verso di noi, siamo bloccati. Resta in linea, ti passo i vigili del fuoco. Resta in linea. Sono sempre io. Dica, signora. L'acqua si sta allargando, siamo bloccati. Ma non riuscite ad andare... Vi prego, sono sempre io, l'acqua sta crescendo, siamo solo a annegare, vi prego. Le passo l'emergenza sanitaria, signora? Per favore, siamo lì del ponte, l'acqua sta... Le passo l'emergenza sanitaria, può essere pompieri. I pompieri, vi prego, serve l'elicottero per uscire da qua. Tra la prima e l'ultima chiamata di Patrizia, il 112 riceve quelle di alcuni passanti. Una donna avvisa dei ragazzi in difficoltà e descrive la scena sulla spiaggia prima di essere smistata ai vigili del fuoco. Un uomo lancia un allarme più drammatico. Ci vuole un elicottero, se non viene un elicottero muoiono. Patrizia invia in una chat WhatsApp ai vigili del fuoco la posizione e i video. Poi scrive: "Vi Petro", forse voleva dire "vi prego", e sono le sue ultime parole. Parte la squadra dei vigili del fuoco via terra che raggiunge il ponte con mezzi inadeguati al salvataggio. I vigili del fuoco parlano con l'operatore della Sores, parte l'elicottero Drago da Venezia, poi il doppio India da Campoformido, ma arriverà soltanto alle 14:13, quando ormai da 3 minuti Patrizia, Bianca e Christian sono stati trascinati via dal fiume. Proseguiamo con la cronaca. Razziato numerose tabaccherie tra il Vicentino e la Marca facendo sparire pacchi di gratta e vinci. 40enne scoperto e denunciato dalla polizia di Bassano del Grappa. Scoperto il ladro seriale dei gratta e vinci che però ha vinto solo una denuncia e un foglio di via da Bassano. Nei guai un 40enne residente a Vicenza con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. L'indagine è partita dopo che il commissariato di Bassano era intervenuto per il furto di 2 pacchi di biglietti della lotteria istantanea del valore di 600 euro avvenuto ancora lo scorso novembre. Grazie alle telecamere della videosorveglianza comunale gli agenti erano risaliti al ladro e avevano appurato che nei giorni immediatamente successivi aveva colpito in altri bar e tabaccherie non solo di Bassano ma anche di Vicenza e Treviso. Una volta messe assieme tutte le tessere è scattata la perquisizione domiciliare ed è stata trovata parte del materiale trafugato nella sua abitazione. Per il 40enne, oltre alla denuncia per furto, è scattato anche il foglio di via obbligatorio emesso dal questore con il divieto di fare ritorno nel comune di Bassano, comprese le frazioni, per 4 anni. Sigilli per una settimana al Ciapi Bar di Santa Maria del Rovere a Treviso per il questore Alessandra Simone. In quella zona si sarebbe potuta consolidare una situazione di pericolo per l'intero quartiere. Tanti gente sabato e domenica è arrivato qua per bere qualcosa, ballare dentro loro, così penso polizia cosa problemi, che droga, qualcosa, non lo so. Ho visto adesso passando che hanno chiuso. Ho visto ogni tanto arriva il poliziotto qua, controllo, non lo so cosa. Nuovo provvedimento emesso dal questore Alessandra Simone per la tutela della pubblica sicurezza in città. Siamo nel quartiere di Santa Maria del Rovere dove da tempo il Ciapi Bar di via Gasperinetti è diventato luogo di ritrovo per pregiudicati della zona. Dopo diversi sopralluoghi da parte degli agenti è scattato in giornata il provvedimento che sospende la licenza di somministrazione di cibo e bevande per una settimana, che in pratica significa locale chiuso. A notificarlo gli agenti della Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura. Non una sanzione per il bar, fa sapere la Questura, ma una misura a tutela della cittadinanza che evita il consolidarsi nel tempo di una situazione pericolosa per la sicurezza. I controlli proseguiranno ora non solo in città, ma in tutti gli altri comuni della provincia.
Ancora furti, continua l'escalation in tutta la provincia di Treviso come nelle altre province venete, mentre aumenta la paura dei cittadini. Gli organici delle forze dell'ordine sono all'osso. Da Chiarano, Meduna e Cessalto partono le prime pattuglie miste per gli agenti di polizia, un modo per stare davvero vicino ai cittadini che ci chiedono, dicono anche, di diventare psicologi. Vediamo. La polizia di prossimità diventa polizia che garantisce sicurezza sociale, perché alla fine questo hanno bisogno i nostri territori. E tranquillizza anche le persone nel momento che chiedono, diciamo, determinate situazioni di aiuto oppure anche solo un consiglio, quindi sì, diventa anche una figura di psicologo. Già 3 pattugliamenti eseguiti in via sperimentale, controlli straordinari resi possibili grazie alla formazione di pattuglie miste composte da sindaci e agenti di polizia locale. Una sperimentazione unica nel suo genere, resa necessaria per sopperire alla scarsità di agenti assegnati ai piccoli comuni. Iniziativa partita da Chiarano, che ha trovato subito il consenso dei vicini Cessalto e Meduna di Livenza. A camminare fianco a fianco c'è un agente di polizia e un sindaco. La pattuglia è formata. Credo che dare anche il buon esempio da parte del sindaco sia apprezzato dai nostri agenti ma anche dai cittadini, perché comunque siamo pubblici ufficiali, comunque conosciamo il territorio. Fa da deterrente la nostra, diciamo, posizione, anche il fatto di vederci nel territorio aiuta molto, diciamo, a tranquillizzare le persone. Un ruolo, quello della polizia locale, cambiato negli anni anche per rispondere alle esigenze dei cittadini, a partire dal bisogno di essere ascoltati. L'importante è che creiamo una sinergia e ci diamo da fare per il benessere dei cittadini. La nostra figura è una figura che deve rimanere vicina alla cittadinanza, è la cosa più importante. Siamo la via di mezzo tra l'amministrazione e i cittadini. Ci siamo noi, quindi se avete qualche problema chiamateci. Quindi furti che continuano dalla Marca trevigiana, andiamo a Bassano, presa di mira ancora una volta la zona di Sant'Eusebio. Vediamo. Puntuali come un orologio svizzero, i ladri sono tornati e l'orario preferito resta quello tra il tardo pomeriggio, all'imbrunire, e la prima serata. Alle frazioni già registrate nelle scorse settimane a Sant'Eusebio se ne aggiunge un'altra. Una signora ci ha avvisato che ieri sera tra le 5:30 e presumibilmente dalle 5:30 alle 9 un ulteriore furto con trapano hanno scassato una porta finestra. La signora si è recata stamattina dai carabinieri per la denuncia, però insistono in questo quartiere. Molti residenti segnalano la presenza di una vettura di colore scuro con la targa che inizia per ES. Se i cittadini la vedono, i carabinieri chiaramente con 2 sole sigle non riescono a identificare l'automobile, quindi se qualcuno segnala, fotografa, riesce a dirci qualche cosa, magari riusciamo a fare qualcosa anche noi. L'ultima vittima del furto è anche proprietaria di cani che però erano assenti in occasione del colpo. Chiaramente prima di fare dei furti guarderanno le abitazioni che sono più, come dire, sono vuote, non danno segni di presenza interna e non ci sono magari luci accese, e poi chiaramente qualcuno si apposta, controlla, vede, fa. Ancora una volta il controllo di vicinato credo sia una cosa, la soluzione che possiamo fare noi. Ai carabinieri i residenti hanno chiesto di intensificare i pattugliamenti, ma servirebbe una solidarietà collettiva. Se vediamo qualcosa di sospetto anche nelle case dei vicini, credo sia un gesto civico e anche educato e civile di informare i vicini: guardate che c'è qualcuno che sta osservando la casa, che gironzola, e poi si avvisano le forze dell'ordine. E a Vicenza alcuni quartieri come per esempio quello di Laghetto si sono organizzati in gruppi di controllo di vicinato. Vediamo. L'allarme sicurezza resta la priorità per i cittadini del quartiere Laghetto, una delle zone in cui l'età media della popolazione resta tra le più alte di Vicenza. Per questo il controllo di vicinato qui è stato tra i primi ad essere avviato in città. A tracciare un primo bilancio di un anno d'attività una delle residenti più note, il consigliere regionale Silvia Maino. Laghetto, pensate, è un quartiere molto tranquillo, un quartiere residenziale, ma ha avuto circa una trentina tra tentativi di furto, truffe agli anziani e non solo agli
anziani, ossia campanelli suonati con addetti strani di forniture particolari, la gente si fida e apre. Abbiamo avuto anche delle aggressioni nei parcheggi dei nostri supermercati anche in pieno giorno, per non parlare di tutta una serie, circa una ventina di tentativi di furto, alcuni anche perpetrati in pieno giorno, ora di cena, quando questi personaggi entrano nelle case appunto delle persone che stanno anche cenando. A preoccupare i residenti in particolare una specifica tipologia di reati. Senza ombra di dubbio odiosissimo è stato, ma perché è una percezione, una violenza nella nostra intimità domestica, è stato l'ingresso, ripeto, anche a ore tardo pomeriggio nelle case delle persone con le persone dentro, cioè le persone si accorgevano che stavano entrando dei sospetti, delle persone non dei ladri, usiamo il termine giusto. E poi abbiamo avuto un'aggressione importante purtroppo in quartiere, una signora nel tardo pomeriggio di fronte addirittura a un supermercato in pieno giorno. Oltre 120 i volontari ad essere stati coinvolti nel controllo di vicinato che segnalano e si scambiano informazioni attraverso chat specifiche. I risultati sembrano incoraggianti, ma le forme di degrado fisico e sociale sono in continua evoluzione. Quindi lo strumento è stato senza ombra di dubbio efficace, perché quest'anno abbiamo notato una riduzione in tal senso e una soglia dell'attenzione delle persone molto più consapevole. C'è anche una forma di degrado importante, leggiamo una cosa, sbirri assassini. Ecco, ricordiamoci che il controllo di vicinato, quando c'è bisogno chiamiamo noi carabinieri, chiamiamo le forze dell'ordine, quindi insomma penso sia chiaro insomma quello che sta succedendo. Ed intanto a Vicenza sono arrivati 49 nuovi carabinieri che saranno distribuiti in tutta la provincia. Sono loro i 49 nuovi carabinieri, di cui 20 donne, che andranno a potenziare l'organico e la presenza sul territorio della provincia vicentina. Parliamo di 49 carabinieri, 20 delle quali delle ragazze, che peraltro verranno anche impiegate nel delicato settore della violenza di genere, ma soprattutto un messaggio alla nostra comunità, che è quello ovviamente che più ci reclama come presenza sul territorio, per vedere proprio i carabinieri con le loro pattuglie che perlustrano le varie zone. Ecco, saranno impiegati sicuramente sul campo, in particolare per prevenire i reati predatori. Mi riferisco in particolare alla preoccupazione che comunque abbiamo sentito in merito al fenomeno dei furti in abitazione e in generale appunto a rapine e reati predatori. Quindi sarà sicuramente una presenza sul campo. I giovani carabinieri, compresi tra i 19 e i 25 anni, arrivano dalle scuole allievi di diverse città italiane, dove hanno affrontato un intenso ciclo di studi, acquisendo competenze nelle modalità di primo intervento in tema di reati informatici e ambientali. Saranno distribuiti dalla Tenenza di Montecchio ad una ventina di stazioni del territorio, con l'obiettivo di rinforzare la vicinanza ai cittadini, rispondendo al bisogno di sicurezza, specie nelle zone maggiormente caratterizzate da episodi di delinquenza e degrado. Provengo da una famiglia d'arma, tra virgolette, quindi diciamo, è stata trasmessa questa passione fin da piccola e crescendo è solamente aumentata, non è mai andata via, e quindi è arrivata all'età giusta, convinta di fare questo lavoro, ho deciso di intraprendere i concorsi per poi arrivare qui. È stata anche una fortuna capitare in queste piccole realtà, perché si riesce a essere veramente il ruolo del carabiniere. Qui noi siamo la prima interfaccia dell'arma e anche dello Stato nei confronti del cittadino, quindi riusciremo sicuramente, c'è molta passione e anche molta volontà da parte nostra nell'inseguire questo obiettivo. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, linea alla regia. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l'omologa slovena hanno inaugurato ieri la prima capitale europea della cultura, che comprende due stati, l'Italia e la Slovenia. Gorizia, Nuova Gorica, capitale della cultura europea del 2025. Vediamo. 3, 2, 1, go! Essere capitale europea della cultura transfrontaliera, la prima
con questa esperienza significa avere il coraggio di essere portatori di luce e di fiducia nel futuro del mondo, dove si diffondono ombre, incertezze e paure. Significa che Nova Gorizia e Gorizia indicano una strada di autentico progresso. Un momento storico per le due Gorizie, per le due città, ma anche per tutta l'Europa. È stato un po' questo il messaggio che ha voluto portare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell'inaugurare l'anno per quanto riguarda la capitale europea della cultura 2025, la prima capitale della cultura transfrontaliera, ed è proprio questo il concetto che è stato ribadito nei discorsi ufficiali, non soltanto dal Presidente Mattarella, che ha ricordato il lungo percorso di pacificazione, di amicizia e riconciliazione dopo gli eventi tragici e difficili del Novecento, che ha finalmente unito le due città e i due stati. È un percorso che si è basato molto su due elementi, ha detto ancora il Presidente, due elementi che sono l'appartenenza comune all'Unione Europea e la cultura condivisa. Queste le parole di Sergio Mattarella, che sono state riprese anche prima in precedenza dalla sua omologa, dalla Presidente della Slovenia, Nataša Pirc-Musar. Slovenia e Italia hanno saputo dimostrare che è possibile scegliere la via della cooperazione. Članica Evropske unije tudi živimo. Mir, svoboda. Oggi nell'Unione Europea viviamo in pace e libertà, con buoni rapporti di vicinato e soprattutto di rispetto reciproco. Ecco perché oggi i nostri cuori sono così commossi dall'importanza storica di questo progetto. La cerimonia si è conclusa qui nella piazza della Transalpina con il suggestivo conto alla rovescia e poi tutti i coriandoli e i bambini che sono il futuro della cultura, ma non soltanto, il futuro delle due città, che hanno dato davvero il via a questa giornata incredibile, a questa giornata importantissima e storica, come hanno detto i due presidenti. Quindi si è concluso il tutto con un grande applauso che ci introduce alla città transfrontaliera della cultura 2025, Gorizia e Nova Gorizia. La pagina dell'economia ora con la crisi della Berco. Cresce la preoccupazione anche in Veneto dopo l'annuncio della via della procedura di licenziamento collettivo per 247 lavoratori. Prima la disdetta del contratto integrativo, poi a sorpresa la comunicazione della riapertura della procedura di licenziamento collettivo per 247 lavoratori della Berco. Dopo quella che sembrava un'apertura del dialogo, ieri sera è arrivata la doccia gelata con la comunicazione dell'azienda che fa capo alla multinazionale tedesca ThyssenKrupp di andare avanti con le procedure di licenziamento collettivo. Il tentativo di trovare 480 lavoratori disponibili ad accettare la mobilità volontaria non ha dato i risultati sperati dall'azienda. Solo 152 hanno accettato e questo, comunica Berco ai sindacati, non consente la necessaria riduzione dei costi, di cui la decisione di procedere unilateralmente con i licenziamenti. Se la preoccupazione è altissima in Emilia-Romagna, dove nello stabilimento di Copparo sono occupati oltre 1200 dei 1400 dipendenti che la Berco ha in Italia, cresce l'allarme anche a Castelfranco, dove è stata rinnovata per altre 13 settimane la cassa integrazione. Preoccupazione è stata espressa dall'assessore regionale al lavoro Valeria Bantovan per la chiusura del confronto dopo le decisioni unilaterali dell'azienda. Resta confermato l'incontro del tavolo di crisi presso il Ministero per le imprese ed il Made in Italy previsto per giovedì prossimo a Roma. In quell'occasione, conclude l'assessore Mantovan, sarò presente di persona e chiederò di riaprire la fase di confronto per la definizione di soluzioni condivise, in particolare per lo stabilimento Berco di Copparo, che impiega direttamente anche molti lavoratori veneti. Preoccupazione per gli ultimi sviluppi della crisi anche da parte del sindaco di Castelfranco. Siamo preoccupati, spero che gli interventi a livello ministeriale possano essere proficui per far sì che il rilancio dell'azienda attraverso un piano industriale che sembra non essere proprio stato spiegato appieno e la valorizzazione insomma dei lavoratori che rimangono chiudano questa vertenza che sta preoccupando anche Castelfranco Veneto.
Ed è crisi anche nel settore calzaturiero della Riviera del Brenta, l'appello di Filcem CGIL. Iniziano le prime crisi perché le aziende, non avendo più una loro struttura e lavorando solamente per le grandi griffe, se la griffa ha lavoro lavorano tutti, se la griffa non ha lavoro vanno in crisi tutti. È ciò che sta avvenendo in questo momento. Nel 2024 le richieste di cassa integrazione nel settore calzaturiero della Riviera del Brenta sono aumentate di 5 volte. Molte aziende hanno esaurito le settimane di cassa disponibili e stanno cercando soluzioni come contratti di solidarietà. La preoccupazione per l'occupazione è seria. Michele Pettenò, segretario provinciale di Filctem CGIL, chiede l'apertura di tavoli istituzionali per creare nuove prospettive, sottolineando che la cassa integrazione non può essere l'unica soluzione. Serve un impegno congiunto di istituzioni e imprese per salvaguardare il patrimonio di competenze e tradizioni del distretto. Perché altrimenti, se vige solamente la logica del guadagno, nel giro di 10 anni probabilmente il distretto rischia di scomparire. La crisi è dovuta a fattori come la guerra russo-ucraina, le crisi economiche tedesca e americana e possibili dazi imposti dagli Stati Uniti. Il distretto dipende quasi interamente dalle grandi griffe, anch'esse in difficoltà. Noi crediamo invece che ci devono essere delle soluzioni per salvaguardare questo distretto che partono da ciò che è il saper stare assieme e far sistema. Qui abbiamo bisogno delle istituzioni, abbiamo bisogno di un progetto politico e di ciò che sono innovazioni che parlano di nuovi prodotti. La proposta di legge sulla partecipazione dei lavoratori ai processi organizzativi e al capitale aziendale è in Parlamento e a Oderzo una mattinata di discussione ha fatto il punto su buone pratiche e criticità. Sentiamo. Troppo presto per immaginare la presenza di lavoratori all'interno del CDA di un'azienda, ma i tempi sono maturi per iniziare a parlare di una loro partecipazione finanziaria ed organizzativa all'impresa. È partita dalla Marca e dal Veneto la chiamata Nuovi modelli d'impresa, con l'impulso della Fondazione Capitale e Lavoro guidata da Giuseppe Milan, già direttore di Confindustria Veneto Est. Affidato ad un parterre di esperti tra imprese portatrici di buone pratiche e politici di lungo corso, il dibattito su opportunità e criticità questa mattina ad Oderzo, davanti ad una nutrita platea di imprenditori, portatori di interesse e rappresentanti di categorie. La cultura collaborativa c'è, si tratta di organizzarla adesso. È importante che ci sia una disciplina fiscale di favore per queste componenti della remunerazione del lavoro che potrebbero essere collegate a risultati dell'impresa, al possesso anche di titoli legati all'impresa. Anche se le difficoltà non saranno piccole, forse è arrivato proprio il momento di, anche partendo da esperienze dal basso, affermare qualcosa che va nel senso opposto a quello che sembra prevalere oggi, quindi verso una maggiore unità di intenti, una maggiore condivisione, una maggiore attenzione anche alle esigenze degli altri e non soltanto al bisogno di guadagno. Il dibattito, quello sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati delle imprese, ha assunto una nuova centralità con la proposta di legge attualmente in discussione alla Camera dei Deputati. L'obiettivo: disciplinare la partecipazione gestionale, economica, finanziaria, organizzativa dei lavoratori nelle aziende italiane. Un processo che in Veneto sembra maturo e che potrebbe aiutare a scongiurare l'esodo dei tanti giovani imprenditori dall'Italia. I numeri anche qui delle Camere di Commercio, dell'Istat, dicono che la generazione di nuove imprese è in una fase un momentino di stanca e di calo. Questo è chiaro che è un modo di far passare cultura imprenditoriale nel lavoro che poi può diventare rigenerazione di nuova impresa. Oggi abbiamo la necessità di rendere attrattiva l'Italia, di rendere attrattive le imprese e di rendere attrattivo il lavoro industriale. Se non ricostruiamo una nuova cultura attorno a questi obiettivi sarà difficile far trasmettere alle nuove generazioni che è utile restare. La politica, leggi adeguate alla criminalità odierna e lotta al sovraffollamento delle carceri. Da Mestre Forza Italia del Veneto lancia un appello al governo partendo proprio dalla situazione di Venezia.
Mancano pochi giorni. Con l'arrivo del Carnevale, Venezia sarà la prima città del Veneto ad istituire su larga scala le cosiddette zone rosse volute dal Ministero dell'Interno, vale a dire aree sensibili altamente presidiate, dalle quali potranno essere allontanati soggetti potenzialmente pericolosi o pregiudicati. Bisogna stare attenti che non sia un bordo della zona rossa, che poi c'è un'altra zona che diventa, tu sposti di sicurezza su un'altra area, per cui le dovranno essere valutate bene, ma sono assolutamente d'accordo, vanno fatte, noi le stiamo già facendo da anni, difatti quelli che adesso stanno certificando le hanno copiate da noi. Le zone rosse non saranno solo a Venezia, ma anche nelle aree difficili dell'entroterra, a Marghera come nei dintorni della stazione di Mestre, a partire da quella via Piave scelta da Forza Italia proprio per fare il punto sullo stato della sicurezza in città, con tra gli altri i vertici regionali e locali del partito. Noi abbiamo un'ottima polizia municipale, ma deve essere integrata dalle altre forze dell'ordine come la Polizia di Stato, i Carabinieri. Abbiamo bisogno, c'è l'avvocato che sta parlando di una legislazione più adatta a quelli dei tempi moderni sulla microcriminalità, perché altrimenti rischi che tu prendi quello che ha commesso il reato e dopo 2 ore questo è in giro. Quindi c'è un problema anche di carceri, che è bene porsi del problema che le carceri sono sovraffollate. Ci sono diversi piani di lotta alla criminalità e al degrado e alcuni, pur con tutta la buona volontà delle amministrazioni comunali, non possono che essere affrontati a livello parlamentare e governativo. Su questo fronte comunque non siamo all'anno zero, ha aggiunto Zuin, pur riconoscendo le difficoltà che si vivono in alcune aree del comune. Non tutta Mestre, alcune strade che danno un po' più di preoccupazione. Se poi mi dici invece i territori, le città, come dice non so, Favaro, piuttosto che vediamo veramente diversità dal punto di vista della sicurezza. Questi lazzaroni ci saranno sempre, non è che tu abolisci il lazzarone, devi soltanto trovare delle norme, dei meccanismi, delle pratiche che riescano a tutelare la sicurezza delle persone. È assurdo quello che succede, però queste cose vengono fatte solo in Italia, perché all'estero da un sacco di botte e finisce la storia, una rata di botte. Niqab a scuola, il caso delle ragazze con il velo integrale che per entrare in classe vengono identificate in una stanza separata, accade a Monfalcone, arriva anche in Veneto. L'europarlamentare Anna Maria Cisint, casi anche a Mestre e Marghera. Ci sono molti cittadini di Mestre e di Marghera che mi sottopongono spesso la questione del velo integrale, come anche di altre situazioni. Niqab a scuola, il velo integrale che lascia scoperti solo gli occhi. Il caso scoppiato all'Istituto Tecnico Professionale Sandro Pertini di Monfalcone scavalca i confini regionali e arriva anche in Veneto. Non solo un problema di sicurezza, secondo l'europarlamentare già sindaca di Monfalcone Anna Maria Cisint, che da anni si batte affinché venga promulgata una legge che vieti l'utilizzo del velo integrale. Necessità ribadita anche dal ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Abbiamo presentato su questo una proposta di legge che con 4 articoli risolve la questione, perché la legge che oggi è esistente, la 152 appunto, tra le virgole autorizza una possibilità di giustificato motivo. Questa proposta di legge toglie l'alibi, via il salvo giustificato motivo e introduce il reato della violazione dell'obbligo a indossare il velo integrale. Le 5 ragazze che frequentano l'istituto, purché continuino ad andare a scuola, ogni mattina vengono identificate in una stanza separata dalle altre persone. È un problema del nostro paese che altri paesi in Europa hanno risolto. La Francia, l'Austria, la Danimarca, la Bulgaria, dal 1° gennaio anche la Svizzera. In questi paesi è vietato l'uso del velo integrale, perché non ci può essere integrazione se non c'è la possibilità di guardarsi negli occhi. È un problema generale perché il numero degli islamici presenti in Italia è molto cresciuto e ovviamente sono stata sindaco di un comune, sono 8 anni che faccio questa battaglia perché ho visto crescere il numero delle donne completamente coperte e abbassare l'età delle ragazze completamente coperte. La sinistra si accoda alla proposta, evidenziando la necessità di regolamentare l'uso del velo almeno negli istituti, una possibilità per diventare credibili, ribadisce Cisint. Il velo integrale è un gravissimo atto di sottomissione, il pericolo sta in questo, nel non riconoscimento degli islamici radicalizzati di accettazione dei valori della nostra Costituzione. Se la Costituzione e il nostro sistema giuridico sono importanti perché l'Italia è un paese di diritto, alla Costituzione e alle leggi italiane devono essere sottoposti tutti i cittadini che vivono in questo paese.
Autonomia, Forza Italia è pronta a lavorare per sanare le contestazioni mosse dalla Corte Costituzionale alla riforma Calderoli. Una battaglia, quella per l'autonomia, che il partito non è disposto a condurre per un'altra riforma, quella per togliere il limite del secondo mandato per i presidenti di regione. Sentiamo. Il Parlamento deve sempre muoversi in punta di piedi, perché comunque c'è un potere della magistratura, in questo caso della consulta, che per carità è l'organo supremo, però ogni volta tu fai una legge c'è il rischio che qualcuno te la smonti. È vero che la Corte Costituzionale ha bocciato la proposta di referendum abrogativo della riforma Calderoli, ma qualche settimana prima, sempre la Consulta aveva anche contestato 7 punti della legge sull'autonomia differenziata, che adesso, secondo il ministro Calderoli, richiederanno un'altra legge per le materie con i LEP. Che la questione autonomia fosse in discesa ci credevano in pochi, era assolutamente in salita, e credo che insomma lo capiscano bene. Io tra l'altro ho fatto il parlamentare 2008-2013 quando si parlava della legge ovviamente sul federalismo fiscale, lo ricordate bene, no? E una legge che poi è arrivato il governo Monti e ha messo in un cassetto. Quella della Corte Costituzionale non è una bocciatura del regionalismo, come sostengono i detrattori della legge, ma sicuramente per ammissione dello stesso Calderoli e un suo ridimensionamento da sanare il prima possibile. Questa sentenza c'è, ovviamente non si sperava fosse così, io poi sono insomma per la mia storia un convintissimo autonomista e federalista, però bisogna prendere atto della sentenza, legiferare il più in fretta possibile per modificare di nuovo la riforma e ripartire con l'applicazione. L'obiettivo è arrivare ad una nuova legge entro la fine della legislatura, un lavoro a tappe forzate che Forza Italia però non è disposta a fare per un altro tema, il limite del secondo mandato. Io credo che il terzo mandato sia chiuso, io ho un rapporto buono, lo sapete, insomma, con il presidente Zaia, sarebbe il quarto mandato, credo che dal punto di vista legislativo questo non sia più il tema. Tutti i paesi occidentali, basta parlare del Presidente degli Stati Uniti, Presidente della Repubblica, insomma, c'è un limite ai mandati, che non vuol dire applicarlo a Luca Zaia o a Flavio Tosi quando era sindaco, vuol dire che chi gestisce il Parlamento, il legislatore, decide dei limiti per evitare le concentrazioni di potere. E da Belluno parla l'assessore regionale Giampaolo Bottacin, mister preferenze all'ultima tornata elettorale, non conosco il mio futuro amministrativo e politico, dice, i risultati raggiunti parlano per me, sono la risposta agli attestati di fiducia espressi 5 anni fa dai bellunesi. Con i colleghi di giunta e di partito, Canere e Marcato, l'assessore regionale Giampaolo Bottacin è da diverso tempo fra i più corteggiati da Forza Italia. Il pressing degli azzurri non conosce sosta e se Flavio Tosi riuscirà nell'ardita impresa, il contraltare non potrà che essere un demerito per il Carroccio, che sembra essere tutto concentrato a garantire il terzo mandato al presidente Zaia più che a trattenere salda la squadra. Il mio futuro non lo so, dipende dal segretario della Lega, ovviamente io ho fatto quasi 10 anni di mandato, penso insomma, di aver fatto la mia parte, penso di aver fatto i compiti per casa. L'elenco è lungo e al primo posto c'è il riconoscimento del Capo dello Stato per avere fatto della protezione civile regionale un modello di efficienza in Italia. E poi le opere realizzate contro il dissesto idrogeologico con un investimento di 2 miliardi 200 milioni di euro, l'autonomia sull'idroelettrico che tradotto significa il passaggio delle centrali alla regione dal 2029. Risultati che in questo particolare momento sono passati in secondo, forse terzo piano nei programmi di Via Bellerio. La raccolta firme lanciata a sostegno del terzo mandato a Luca Zaia vorrebbe una modifica della legge nazionale, cui lo stesso Presidente, con norma regionale, ha voluto legare anche il destino degli assessori. Io non lo so, dalla Lega di Matteo Salvini bisognerebbe chiederlo a Matteo Salvini e Alberto Stefani. Ripeto, io sono qui, finisco il mio mandato, continuo a lavorare come ho sempre fatto e poi dopo valuteranno loro. Io penso che i bellunesi abbiano risposto e li ringrazio ancora. Dopo quasi 5 anni dalle ultime elezioni mi hanno attribuito ben il 12% dei voti validi nelle schede riportavano il mio nome, quindi li ringrazio veramente perché in nessuna parte del Veneto è mai accaduto questo. Escluso che il cambio di casacca possa garantire una posizione di privilegio a Bottacin e colleghi di giunta. Al momento si salverebbero solo Francesco Calzavara e Valeria Mantovan. Resta da capire fino a che punto la Lega è disposta a brandire la spada di Alberto da Giussano, anche correndo il rischio di rivolgerla contro se stessa. Io ho cercato di restituire la fiducia che mi hanno attribuito in questi anni, ovviamente avendo a cuore il destino dei bellunesi prima che ragionamenti politici.
Ed il coordinamento delle associazioni ambientaliste Alto Bellunese non molla la presa. Passate le giornate celebrative organizzate per l'ufficiale conto alla rovescia delle Olimpiadi invernali 2026, ora in una nota vengono espresse preoccupazioni ed evidenziate criticità ambientali, sociali ed economiche. Nonostante le premesse di sostenibilità, si legge nel comunicato, i progetti in corso stanno causando impatti negativi sul fragile territorio delle Dolomiti. I costi sono aumentati e molte opere sono in ritardo. Il Comitato degli ambientalisti dell'Alto Bellunese stigmatizza l'approccio ipercostruttivo e faraonico e lamenta la mancanza di interventi efficaci per migliorare mobilità e servizi locali. Il rischio per gli ambientalisti è uno solo: trasformare la montagna in un'area sfruttata e spopolata. E passo decisivo, restiamo a Cortina per la riqualificazione della piscina comunale. A Roma l'amministrazione comunale ha incontrato i progettisti dell'intervento con i quali sono stati esaminati gli ultimi dettagli del progetto esecutivo. L'opera prevede una riqualifica totale della piscina e delle aree circostanti con la creazione di 5 vasche in un contesto panoramico unico ai piedi delle tofane. Il progetto sarà completato entro il 28 febbraio 2025, pronto per la gara e i lavori che dureranno circa 18 mesi. 160 firme sono state raccolte in piazza Belluno per la petizione Skate Park a Belluno lanciata lo scorso novembre online. Sentiamo. Ho visto la petizione e firmo volentieri, insomma, io andavo con lo skate quando ero ragazzo e trovo che sarebbe bello, insomma, in provincia o in città avere un luogo di questo genere. Sono venuto a firmare per lo skate park perché sono tutte iniziative positive quando si propone qualcosa, qualche punto di aggregamento e di aggregazione della gente. Galoppa online sulla piattaforma change.org, dove le adesioni sono oramai oltre 800, e viaggia spedita anche in versione cartacea la petizione per dotare Belluno di un park multifunzionale per i giovani. Uno skate park sarebbe la soluzione ideale non solo per gli skater, per promuovere in generale l'espressione personale, la creatività e lo spirito di comunità. È importantissimo per i giovani, che devono avere dei punti di aggregazione, perché ormai stanno sparendo tutti questi punti di aggregazione e quindi si trovano disorientati. L'idea è stata condivisa dal nuovo movimento politico GEL, che stamattina in Piazza dei Martiri ha avviato la raccolta firme. La gente sta venendo a firmare nonostante si sia diffusa questa consapevolezza, soprattutto nelle ultime settimane, che le petizioni dei cittadini di fatto non incontrano il favore di Palazzo Rosso. Per questa però potrebbe esserci un percorso differente. Sì, esatto. Questa petizione andrà a inserirsi, se accettata, andrà a inserirsi nel piano triennale delle opere pubbliche e quindi il Consiglio Comunale di Belluno dovrà poi esprimersi. Attualmente per praticare skateboard, parkour, battaglie rap, i giovani bellunesi sono costretti a spostarsi fuori provincia per trovare spazi adatti. La realizzazione di un activity park locale ridurrebbe queste difficoltà, promuovendo al contempo uno stile di vita attivo e sano fra i giovani. I giovani si lamentano del fatto che non ci sia un'area di aggregazione giovanile, quindi di fatto noi stiamo proponendo al Comune di Belluno di esprimersi soprattutto sulle politiche giovanili e sulle politiche sociali. Alla fine della mattinata sono state raccolte 160 firme. Nei prossimi giorni si replica. Trovo che Belluno per certi versi sia una città ostica per chi è giovane, quindi è importante che ci siano questi spazi di comunità per i giovani dove possono trovarsi e fare ciò che gli piace. Venezia, ora i lavori del Mose sono pressoché ultimati, il progetto delle manutenzioni delle paratoie però non è ancora stato approvato, l'obiettivo è concludere la manutenzione entro l'estate, sarà quindi una corsa contro il tempo, molto probabilmente si arriverà ad uno slittamento. Da una parte i lavori per la realizzazione del sistema Mose sono pressoché conclusi, dall'altra però il progetto di manutenzione alle paratoie normali e a quelle di cortesia, ovvero di riserva, che doveva essere approvato entro dicembre, sarà invece presentato entro fine febbraio per ricevere il via libera. Difficile perciò pensare che la manutenzione, passaggio obbligato e obbligatorio per riconsegnare l'opera definitivamente allo Stato, si possa completare entro l'estate dell'anno in corso. Dunque i tempi si allungano. La parola a Davis Rizzo, presidente di Costruttiva, consorzio che riunisce le imprese coinvolte nei lavori al Mose. I lavori
sono terminati i lavori inerenti alla realizzazione dell'opera Mose in senso stretto, sono terminati, mancano tutta una serie di opere collaterali di tipo ambientale. Attualmente ci si sta concentrando su quella che è la cosiddetta manutenzione funzionale alla consegna dell'opera all'amministrazione. Oggetto della manutenzione 6 paratoie nell'area Pagnana-Marghera, ma ci sono state complicazioni. Con queste tempistiche diventa molto difficile garantire le operazioni di revamping e di manutenzione, soprattutto di revamping, delle 6 paratoie di cortesia entro la finestra estiva dell'anno in corso. Sarà coinvolta anche la nuova autorità per la laguna. Oggi possiamo affermare che l'attenzione, come è giusto che sia, è rivolta a queste operazioni di tipo manutentivo, in quanto sono propedeutiche alla riconsegna dell'opera al legittimo proprietario, che è lo Stato. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, restate con noi, tra poco parleremo di un tema molto interessante, il servizio civile universale con il bando rivolto ai giovani che scadrà il prossimo 18 di febbraio. Pubblicità, tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Parliamo ora di servizio civile universale perché si sono aperti i bandi rivolti ai giovani. Saluto subito i nostri ospiti che ci aiuteranno a capire di che cosa si tratta. Benvenuta Paola Roma, sindaca di Ponte di Piave e presidente dell'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana. Buongiorno, Marta, buongiorno grazie per essere con noi. Poi benvenuta ad Anna Maria Vigiani. Buongiorno Anna Maria, volontaria del servizio civile in area cultura nell'anno 2023-2024 presso il Memoriale della Grande Guerra di Montebelluna. Quindi lei ha già concluso questa sua esperienza che comunque continua e poi ci racconterà come. E benvenuta anche in collegamento a Giulia Cimenti, volontaria del servizio civile in ambito dell'educazione quest'anno, quindi l'anno 2024-2025. Quindi la sua esperienza, Giulia, è ancora in corso. Un quadro dunque sicuramente molto interessante, quello che sta emergendo da tutti questi ragazzi che dimostrano la volontà e l'interesse di mettersi a disposizione della comunità. Paola Roma, esattamente che cos'è questo servizio civile universale? Beh, intanto è un anno da dedicare proprio alla contribuire alla propria cittadinanza attiva, un anno proprio dedicato dai ragazzi dai 18 ai 28 anni. È un bando naturalmente che viene aperto a questa fascia di età e che Associazione Comuni collabora con questo, con Coop Cooperative Treviso Belluno, proprio per tutti i nostri enti, oltre che appunto i comuni, ma anche per quello che riguarda l'area anche delle strutture dei centri servizi. E quest'anno la novità, non solo i comuni della provincia di Treviso, ma anche quelli dell'area del Bellunese. Quindi i ragazzi hanno anche la possibilità e l'opportunità di poter scegliere per esempio l'Ente Parco Dolomiti, oppure scegliere naturalmente i musei e tutte quelle disponibilità che i nostri comuni del territorio hanno dato. Questo credo che sia un'opportunità per i ragazzi per mettersi in gioco, ma soprattutto anche per le fasi successive, perché il servizio civile proprio garantisce ai ragazzi l'opportunità dopo un anno di avere un'attestazione e di partecipare ai concorsi pubblici avendo il 15% di riserva in questi, l'opportunità di fare attraverso noi dell'Associazione Comuni la possibilità anche di un Erasmus, quindi poter anche all'estero provare questa esperienza e farla anche grazie a un rapporto di scambio. Gli amministratori del territorio fanno un'esperienza all'estero e a loro volta la permettono di fare anche ai ragazzi. Dall'altra parte naturalmente sono 500 euro mensili che vengono dati ai ragazzi, contributi rispetto a questo che sono appunto pagati, ma anche la possibilità di quasi 150 ore
ore di formazione per i ragazzi, di formazione che possono utilizzare naturalmente poi durante il loro percorso, e l'opportunità anche durante il periodo naturalmente legato all'università di avere anche riconosciuto queste ore che loro svolgono ai figli del proprio tirocinio. Quindi diciamo che le opportunità che si ampliano a questi ragazzi sono importanti, molte sono state anche portate avanti proprio dal territorio, come per esempio l'Erasmus, per permettergli naturalmente di vedere anche delle opportunità e di fare anche delle opportunità, ma sicuramente una di queste è proprio anche il vedere proprio la macchina all'interno del proprio comune nelle varie aree, perché abbiamo l'area ambiente, l'area legata alla cultura, l'area legata al sociale, che naturalmente permettono ovviamente ai ragazzi non solo, come ha visto in tanti casi, diventare anche in fase successiva poi dei dipendenti dell'ente presso il quale hanno fatto la propria attività di servizio civile, ma sicuramente poterla spendere in questo momento per i concorsi pubblici e quindi lavorare nelle amministrazioni comunali in cui hanno fatto il proprio servizio civile o nelle altre del nostro territorio. Quindi un momento anche per essere un'espressione di una comunità attiva, di idee che arrivano dal proprio territorio, ma soprattutto di giovani impegnati in una politica attiva. Ed è sicuramente una grandissima opportunità questa. Sentiamo dunque le voci di questi ragazzi. Anna Maria Vigiani, allora dicevamo hai già concluso lo scorso anno il tuo servizio civile in area cultura al memoriale della Grande Guerra, ma è un'attività che sta comunque continuando. Esatto. In cosa consiste? Beh, allora intanto oggi, per parlare del servizio civile, ho deciso di portare in studio questo schizzo realizzato proprio durante una delle prime formazioni del mio servizio civile, e questo schizzo rappresenta ciò che mi aspettavo all'inizio di questa nuova esperienza, che appunto era il servizio civile, e devo dire che la mia aspettativa era in linea con le aspettative di molti altri miei compagni di servizio, se così possiamo chiamarli. Mi aspettavo un'esperienza nuova da cui partire per costruire il mio futuro, e devo dire che così è stato. 2 anni fa appunto ho svolto un anno di servizio civile presso uno dei musei del nostro territorio, e da allora continuo a promuovere questa esperienza meravigliosa rivolta ai ragazzi dai 18 ai 28 anni, dalla durata di 1 anno. Continuo a promuovere il servizio civile perché è un'esperienza personale che aiuta ad integrarsi a 360 gradi i giovani volontari all'interno delle diverse realtà del nostro territorio. Parliamo di realtà culturali, realtà sociali, realtà ambientali, e lo fa proprio attraverso la guida di un tutor, l'operatore locale di progetto. In questo modo quindi i giovani hanno l'opportunità di acquisire delle conoscenze, delle competenze, ma anche di partecipare a numerosi corsi di formazione utili per le proprie scelte future, ma anche per inserirsi nel mondo del lavoro. Inoltre, oltre ad essere un'esperienza personale, il servizio civile è anche un'esperienza comunitaria, attraverso cui il volontario di servizio civile si mette a disposizione della comunità presso cui presta servizio, offrendo a sua volta dei servizi e promuovendo i luoghi del nostro patrimonio culturale. Io per esempio ho avuto l'opportunità di prestare servizio in una delle dimore storiche del nostro territorio, una villa veneta del Cinquecento, di vivere quindi da vicino la sua storia, i suoi prestigiosi saloni con gli affreschi, e anche ciò che oggi è diventata questa dimora storica per la comunità dove è situata. Inoltre appunto ho avuto anche l'opportunità di sviluppare un progetto che mi ha portato alla realizzazione di un libro dedicato ai bambini sulla storia del milite ignoto, che si intitola appunto Il soldato senza nome. E proprio per questo vorrei rivolgere un appello direttamente ai giovani: andate nei siti preposti e inviate la vostra domanda per svolgere un anno di servizio civile presso le sedi disponibili nel nostro territorio. Quindi insomma un'esperienza che tu consigli davvero ai ragazzi, sì, ai tuoi coetanei. Sì. Tu l'hai conclusa, dicevamo, esatto, anche se comunque abbiamo capito che stai continuando ad essere attiva in questo settore. Giulia Cimenti invece si sta proprio cimentando in esatto, questo periodo, volontaria quindi in ambito educazione. Giulia, in che cosa consiste il tuo lavoro, il tuo impegno in quest'anno? Allora, buongiorno a tutti, io sono appunto l'operatrice volontaria dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, e
sono inserita proprio in un progetto relativo all'educazione e all'istruzione, quindi mi metto a disposizione di tutte le iniziative che sono volte a trasmettere quelli che sono i valori della cittadinanza, i valori delle istituzioni, l'importanza anche di quello che i comuni fanno per noi, di quello che mettono a disposizione i servizi per la comunità. E sono a metà del mio percorso, quindi sicuramente ho avuto modo di vedere fin da vicino quelle che sono le iniziative messe a disposizione dall'Associazione Comuni, e devo dire che sono sempre più entusiasta, perché devo dire negli ultimi mesi sono state predisposte moltissime, molteplici attività, molteplici iniziative, sia per i più adulti ma soprattutto per i minori, per le scuole, soprattutto adesso che è iniziato ed è stato pubblicato il bando del servizio civile universale per l'anno successivo. Stiamo andando nelle scuole a parlare con i ragazzi, ad invogliarli, a creare in loro la voglia di mettersi a disposizione della comunità. Quindi diciamo che questo è un po' quello di cui mi occupo. Poi chiaramente io faccio anche un po' da supporto, da intermediario tra i volontari attuali di servizio civile e l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, proprio perché anche i volontari stessi hanno bisogno di un po' di supporto, di aiuto, di non sentirsi soli, quindi mi giostro tra le due cose. Ecco, allora, quindi questo compito di come dire, incentivare i ragazzi e di far crescere in loro la voglia di aderire a questo progetto è come dire, sviluppata, Paola Roma, attraverso tanti canali. Uno di questi, che coinvolge proprio i giovani in prima persona, è quello dei video sui social frequentati appunto dai ragazzi. In questo senso alcuni giovani testimonial, influencer, ora si chiamano così, hanno fatto da testimonial a questa iniziativa. Vorrei che vedessimo allora insieme quello che è stato realizzato da Massimo Barco. Dov'è Massimo? Dove hai avuto che sia? In camera devi giocare, eh? Quando sei che lo imbarchiamo a fare qualche mestiere? Ma sei ancora da finire scuola? Ara che mia 18 anni, che avevo già versato 3 anni dei contributi, e io invece l'è sempre là tra telefono e computer. Portatelo via con te. Adesso che penso Massimo, vieni basso! Dimmi, quest'anno finisci scuola, dopo cosa hai intenzione di fare? Non so se continuare con gli studi. Continuare? Se mai iniziare? Già non so come hai fatto ad arrivare in quinta. Dai Semo, sai che se vuoi continuare hai il nostro pieno appoggio. Sì, appoggio morale ma economico, bisogna che te tacca arrangiarti. Senza esperienza cosa potrei fare? Poi chi vuoi che mi tiri su se dopo voglio continuare a studiare? Guarda qua, cerca un spolveratore per il Museo della Storia Naturale nel Monte Belluna. Basta che non ti sia allergico a polvere. Con tutta che a polvere che hai in camera non è allergico, no? Ti dà 507,30 €, con 25 ore settimanali, te versi contributi e te si pacifico. Ma che metteria firmami? Ah, che robetta, ma che ho da fare? Il curriculum? No, basta iscriversi al bando del servizio civile sul sito comunitrevigiani.it, perché tempo fino al 18 febbraio. Ah, ciò, e ora vuoi iscrivermi? Leggiti bene il bando prima, Ci sono anche altri laureati che puoi fare per i comuni, non solo che questo. Dite che ogni tanto la pubblicità serve anche a robe buone. Cambiamo che andare via. Siccome chi da dito che i telefoni ci ascolta, borse made in Italy, scarpe da skate, orecchini dei diamanti, vediamo se è vero. Ecco, allora con molto spirito questi ragazzi hanno saputo interpretare anche, no, e farsi veicolo di questa informazione agli altri giovani. Certo, abbiamo proprio preso una linea, una modalità proprio di intervento insieme, proprio in collaborazione con i comuni, proprio per arrivare direttamente a chi poteva coinvolgere i giovani. In questo caso Massimo Barco, come poi anche gli altri due influencer, sono veneti, hanno parlato naturalmente ai ragazzi anche in alcune situazioni anche legati alla parte del bellunese, perché poi è la sfida di quest'anno, avendo avuto anche l'opportunità di avere dei progetti nell'area del bellunese che si sono aggiudicati l'opportunità di lavorare con noi. Naturalmente un modo di potergli far conoscere il servizio civile in maniera diversa da come naturalmente riescono a riconoscerla, perché sostanzialmente vorremmo anche combattere questo stigma che il servizio civile vuol dire non fare il servizio militare. La realtà non è questa, e per poterlo fare, per farlo comprendere
comprendere anche i ragazzi che naturalmente vivono in questo percorso storico anche un momento di cambiamento, lo dobbiamo fare cercando di un po' arrivare a loro con delle modalità diverse, ma far comprendere questa reale opportunità che hanno di un anno, che naturalmente può servire anche per dare la possibilità ai ragazzi davvero di incidere nelle attività del proprio territorio. In questo caso sia dalle esperienze di prima, sia Giulia, perché Giulia coordina davvero tutti quanti i ragazzi insieme e è anche un motore attraverso il quale i ragazzi possono dialogare, avere degli scambi e lavorare insieme, perché ne abbiamo 150 in servizio civile quest'anno e chiaramente sono dei punti fondamentali questi, le figure come Giulia, perché ci permettono davvero di tenere sempre agganciati i ragazzi e dare delle risposte dalle più minimali rispetto magari alla parte amministrativa, ma poi anche a quelle di come comportarsi magari in determinate situazioni. Io voglio ringraziare i miei collaboratori dell'Associazione Comuni e quindi ringrazio Enrico, Brunella, Flavio e tutto lo staff Virginia, che ci danno una mano davvero per lavorare di squadra e davvero H24 nel momento in cui ci sono questi bandi aperti. Poi l'altra opportunità invece, grazie al centro studi e quindi al collega Marco Della Pietra, è proprio un investimento successivo sul corso-concorso, proprio per preparare questi ragazzi al termine, se è la loro opportunità, proprio ad entrare nelle amministrazioni locali. Quindi che ne avete anche molto bisogno, perché sappiamo la difficoltà che c'è di trovare personale nei comuni, quindi è anche come dire, un'opportunità che si potrebbe tradurre in futuro in un lavoro. Per questo volevo chiedere alle nostre ospiti, a Anna Maria e a Giulia, se in questo periodo di servizio civile c'è stato un episodio, almeno uno, che ci vogliono raccontare naturalmente in estrema sintesi, che ha dato loro maggiore gratificazione e vi ha convinto di aver fatto davvero la scelta giusta. Anna Maria. Beh, assolutamente sì. Ho avuto l'onore di inaugurare una mostra dedicata alla Marcia su Roma, della quale tra l'altro la mia OLP mi ha dato la possibilità di occuparmi a 360 gradi, quindi dai prestiti per quanto riguarda gli oggetti storici agli altri musei, fino insomma alla grafica e poi alla parte più tecnica che riguarda l'organizzazione. In quell'occasione ho avuto la possibilità sia di vedere come nasce una mostra, quindi di trasformare una sala vuota color grigio antracite in una mostra con installazioni, testi, immagini e oggetti, e inoltre insomma ho avuto la possibilità e l'opportunità e anche l'onore di inaugurare questa mostra con appunto uno spazio che mi è stato dedicato dalla mia OLP, che ringrazio per la meravigliosa esperienza. Ecco, andiamo da Giulia ora. C'è stato un episodio che ti ha gratificato maggiormente in questo periodo e che ti ha fatto capire di aver fatto davvero la scelta giusta? Sì, allora innanzitutto parto dicendo che per me la gratificazione arriva ogni giorno, perché ogni giorno sento di poter dare il mio contributo sia agli altri volontari, sia a tutte le istituzioni che hanno deciso di approcciarsi a questa iniziativa. Però l'episodio che mi ha letteralmente convinto sempre di più che questa è stata la scelta giusta è stata la possibilità lo scorso ottobre di essere presente ad un importantissimo evento per l'inaugurazione del libro del senatore Pavan, al quale ho avuto l'onore di essere stata presente e di aver consegnato il libro da lui pubblicato a lui personalmente, e per questo ringrazio la Presidente Paola Roma, e devo dire che la presenza è stata per me uno dei momenti più importanti, però la gratificazione, devo dire, è ogni giorno. Bene, no, fa piacere sentire, certo. Fa piacere sentire perché con Giulia, proprio attraverso l'organizzazione del senatore Pavan, che ha composto il suo ultimo libro, c'è una cosa che lega proprio Giulia e anche Anna Maria, perché Giulia ha proprio consegnato i testi del senatore e si è occupata poi di tutta l'attività chiaramente con le amministrazioni, mentre Anna Maria invece si è occupata di predisporre invece un volume che adesso è a disposizione di tutti i comuni per il Consiglio Comunale dei Ragazzi, realizzato da lei, che sarà personalizzato poi da tutte le amministrazioni, ma in questo entrambe hanno lavorato, una un po' sui più piccoli e invece Giulia su tutta la parte organizzativa, proprio senza conoscersi direttamente, ma ognuna per la propria parte ha dato il proprio contributo per realizzare questo.
E quindi si creano anche nuovi legami e nuove amicizie. Abbiamo davvero ancora poco tempo, però volevo vedere un altro dei contributi, dei testimonial che avete assodato, perché sono davvero simpatici. Ecco, vedo la regia ha preparato quello di Erika Castiglioni, che si è ispirata nel suo video alla favola di Pinocchio. Vediamo. Ehi Gri, ce l'ho fatta! Oh, Pinocchio, Mangiafuoco ti ha fatto l'indeterminato. No, non le fa di queste cose. Ma ti aveva assunto. Era una collaborazione occasionale. Ah, ti pagava in nero? Sì, mi pagava in nero. Ma io che ti avevo detto dopo la storia del paese dei balocchi? Li pagavano là i pro gamer. Io, se non mi fossi lussato il pollice, sarei negli sports a questo punto. Pinocchio, ti sei fatto spennare in microtransazioni. Proprio per questo ho seguito un corso e ora inizio la mia attività di trading. Che corso? Ho conosciuto 2 gentiluomini della Fox & Cat Capital che mi hanno insegnato come replicare le strategie. Non vorrei fare la rinuncia agli studi per questo. Senti, sono stufo di frugare nel portafoglio di Geppetto. Infatti un anno di servizio civile. Non mi piace l'esercito. Mannaggia a te, Pinocchio, va bene che sei di legno, ma c'hai le tarme tra le orecchie. Il servizio civile aiuta la comunità e ti fa guadagnare dei crediti, lavori tanto quanto un part-time, ma guadagnando 500 euro al mese, così puoi continuare anche a studiare. Col trading online si guadagna di più. Sì, se sei uno di quei furbastri che ti hanno venduto il videocorso. Ci penso, al limite lo uso come scusa con Geppetto per prendermi l'anno sabbatico. Ma io non potevo finire sugli alberi come tutti, invece che essere senziente. Ecco, allora anche questo molto simpatico, questo moderno grillo parlante che consiglia Pinocchio. In estrema sintesi, abbiamo davvero poco tempo. Paola Roma, chi è interessato che cosa deve fare? C'è tempo fino al 18, no? Fino per al 18 alle ore 18 14, febbraio. sì, 18 febbraio ore 14, quindi invitiamo i ragazzi dai 18 ai 28 anni di entrare nel sito comunitrevigiani.it, lì troverà tutte le sedi del servizio civile che ci sono attive nella nostra provincia e nella provincia di Belluno. Lasciare chiaramente utilizzare il proprio SPID, fare l'accesso e chiaramente poi contribuire con la propria decisione a far parte della comunità attiva in cui vive, ma anche dare una opportunità e una possibilità anche di studiare e crescere insieme con questa opportunità del servizio civile, in questo caso sia per Treviso che anche per Belluno. Quindi credo che chiaramente scadrà poi il 18 alle 14, probabilmente ci saranno successivamente, magari lo comunicheremo se ci saranno delle proroghe, ma è un'opportunità davvero importante per i ragazzi proprio per tutte quelle possibilità che ci sono anche in fase successiva, ma naturalmente soprattutto per se stessi e darsi anche un anno nel quale possono naturalmente crescere con la parte di formazione e contribuire alla propria comunità. Guadagnando anche qualcosa, lo ricordiamo che soprattutto per chi studia è una, come dire, no? Un'opportunità certo. Un'opportunità importante. 201 posti per quanto riguarda appunto l'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana. Quante domande avete avuto? Siamo a fino ad ora? 180. Siamo a 180 e speriamo appunto ce ne siano anche ulteriori, perché vorremmo insomma arrivare a dei numeri importanti, proprio perché dia la possibilità anche all'area del bellunese, non solo del trevigiano, di cogliere questa opportunità, ma naturalmente anche i nostri enti locali di poter avere un volontario nelle varie aree che, ricordo, sono anche fondamentali anche per l'area cultura con le biblioteche, ma per l'area sociale, ma per l'area ambiente, anche perché poi è legata agli uffici tecnici, ma anche alla parte di protezione civile proprio delle polizie locali, di lavorare all'interno dei nostri enti e naturalmente in questo senso di collaborazione contribuire alla propria comunità. E perché no, magari aprirsi anche una strada per una futura occupazione. È tutto dunque per questa edizione dei nostri telegiornali. Ringrazio Paola Roma, ringrazio Anna Maria Viggiani e Giulia Cimenti per averci aiutato ad approfondire questo tema sicuramente molto interessante. Grazie a tutti voi telespettatori per averci seguito. Buon pomeriggio, subito dopo la sigla il nostro meteo con le previsioni del tempo. Buona giornata.